Universitario Sportivo di Palermo, 10ª giornata del campionato di eccellenza siciliana per il girone A. A far visita al CUS il Geraci di mister Grimaudo, reduce dal pari a reti bianche contro lo Sporting Vallone. È stata invece sconfitta di misura contro la Parmonval per i ragazzi di mister Tomasello. Direzione di gara affidata al signor Aquilina di Agrigento, maglia gialla con inserti bianchi e rossi per i padroni di casa, completo blaugrana a scacchi invece per il Geraci. 4-3-3 a specchio per le due formazioni, quando possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida. Geraci a gestire il primo possesso e a rendersi pericoloso al quarto d'ora. Infatti il piazzato di Bognanni è uno schema palla a rimorchio dove arriva Gioacchino Serio in condizioni di precaria coordinazione, spara alle stelle col destro, reazione dei locali al minuto 17. Infatti il filtrante va a imbeccare l'inserimento di Federico Matera, il suo diagonale non riesce però a centrare lo specchio della porta difesa da Sesai. Al minuto 23 Serio imbecca Grimaudo, il quale si gira in un fazzoletto scaldando i guantoni di Cascione. Al 25esimo triangolazione tra Matera, Madonia e Nicosia, che libera l'ex città di Messina al tiro dal limite. La mira però risulta imprecisa. Al minuto 26 sventagliata parabolica di Serio per lo bianco, che viene atterrato da Minnone. Indica allora il dischetto del calcio di rigore il fischietto agrigentino. Aquilina ghiotta occasione per gli ospiti portarsi in vantaggio. Serio a tu per tu con Cascione lo spiazza e porta in vantaggio la compagine Madonita. 0-1 il parziale. Sull'impianto di erba naturale del CUS si porta in vantaggio la compagine di mister Grimaudo. Prova a reagire al 40esimo la formazione locale. La risposta è tutta in questo tentativo centrale di Davide Rizzo, che viene bloccato da Sesai. Termina così la prima frazione di gioco, squadre alla pausa sul parziale di 0-1. A decidere sin qui la rete dagli 11 metri di Gioacchino Serio. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa, con l'azione insistita al minuto 48 con Nicosia prima e Madonia dopo, che si schiantano sul muro eretto di fronte a Sesai. Al minuto 51 punizione velenosa di Bognanni per il Geraci, e costringe Cascione all'intervento. Ancora Cascione che deve fare gli straordinari su questa ripartenza mortifera. Per i madoniti prosegue la sfida nella sfida tra il numero 11 classe 2001 e l'estremo difensore del CUS Palermo, che nega ancora una volta la gioia del gol allo bianco. Minuto 56 parabola insidiosa di Bognanni, che nel tentativo di servire Chiazzese sul secondo palo centra in pieno il legno alla destra di Cascione. Al 67esimo doppio cambio, staffetta tra Saluto e Marsala per i madoniti, dentro invece di Simone in luogo di Pane per la formazione di mister Tomasello. Al minuto 68 ci prova Vitrano per i locali ad insidiare la porta di Sesai, la meno battuta del torneo, trovando infatti il pronto intervento dell'estremo difensore blaugrana. Al 70esimo raddoppio per il Geraci, che mette in ghiaccio la sfida con Serio, che recupera palla su Nicosia davanti al limite dell'area di rigore prima di servire Velardi, implacabile nel siglare il gol dello 0-2. Mette in ghiaccio lo spumante mister Grimaudo al minuto 70. Prosegue intanto la girandola di cambi, infatti al 72esimo avvicendamento tra Cucchiara e Velardi. Al 79esimo spazio anche a Iannolino, che prende il posto di Chiazzese. Tra gli ospiti in campo anche Rosone per Minnone per il CUS Palermo. All'88esimo quarto cambio per mister Grimaudo, fuori lo bianco, dentro Prestigiacomo. Seguirà il calcio ad effetto da sinistra di Prestigiacomo, si salva però ancora una volta il CUS Palermo, che rischia ora di capitolare. Spazio anche nel finale a Saniong, che prende il posto di Alessio Grimaudo. Proprio nei minuti di recupero però l'assist di Tarantino lancia Cucchiara in profondità, si può involare verso la porta di Cascione. Cucchiara col destro, Cucchiara fa 0-3 e fa anche gioco partita incontro per i madoniti. La firma di Sergio Cucchiara chiude definitivamente il match. Infatti termina così al CUS di Palermo, sesta affermazione stagionale per i madoniti, che salgono a quota 21 in seconda piazza, quinta sconfitta consecutiva invece per i palermitani. Un saluto amici appassionati, appuntamento come sempre alla prossima.